primi giorni di gennaio, la neve da noi neanche col binocolo, così andiamo a cercarla un po' più su. Passando per Tarvisio andiamo a Fusine Valromana, da qui proseguiamo verso i due laghi chiamati per l'appunto di Fusine. Partiamo dal lago superiore sul sentiero 512, per poi proseguire sulla strada forestale che ci porta direttamente al rifugio Zacchi. Per rientrare dallo Zacchi prendiamo il sentiero CAI 513, che passa sotto un luogo chiamato Alpe Vecchia. Torniamo quindi sui nostri passi sul 512 fino all'arrivo. Il lago di Fusine Superiore è parzialmente ghiacciato, ma sono temperature mai viste in questa località ed in questa stagione, 3-4 gradi sopra lo zero. Lasciato il sentiero CAI 512, proseguiamo sulla ben battuta pista forestale. Ogni tanto le nuvole lasciano spazio ad un po' di sole. Possiamo così vedere le splendide cime che ci circondano. Ben presto, camminando sulla neve ben battuta, arriviamo al rifugio Zacchi. Uno dei pochi rifugi della zona, se non forse l'unico, aperto in tutte le stagioni. Finalmente il cielo sereno sopra di noi ci lascia vedere le cime delle Ponze fino ad arrivare al Mangar. Per rientrare decidiamo di cambiare in parte itinerario. Il sentiero 513 fa il caso nostro, è un sentiero battuto e ghiacciato che passa sotto un luogo chiamato Alpe Vecchia. Questo tratto offre abbondanza di neve, oltre 1 metro. Qui l'esposizione a nord aiuta a mantenere la neve a temperature più basse. Sopra di noi fa capolino il Mangart e il piccolo Mangart di Corritenza. Poco prima di ricongiungerci alla pista forestale, incrociamo il sentiero 517A che sale verso il bivacco Nogara. Eccoci di nuovo al lago superiore di Fusine. Come si può vedere, il livello dell'acqua è veramente basso ed anche ridotto di dimensioni a causa del gelo. Si sta facendo sera quando riprendiamo la strada di casa. Grazie per la visione, ricordatevi di iscrivervi al canale.